Il Teatro Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto ha ospitato giovedì 28 marzo l'evento finale del progetto Scuola In, l'iniziativa che ha visto lavorare in sinergia studenti e docenti per introdurre a scuola metodologie didattiche innovative. Protagonista della mattinata anche l'Istituto Alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto. Lo scorso anno è uscito questo bando regionale su fondi europei e abbiamo deciso di partecipare. Siamo stati tra l'altro l'unica scuola che è riuscita ad aggiudicarsi il bando assieme a molti enti di formazione. Per noi quindi è stato un percorso di sicuro sperimentale. È stata un'ottima opportunità perché la lungimiranza del progetto è quella di prevedere una formazione per i docenti e che poi esercitano quanto appreso come coach con i loro studenti. 21 studenti del nostro istituto hanno quindi partecipato a questo progetto che ha avuto una durata di quasi 2 anni di fatto, perché è stato scavalco fra 2 anni scolastici, e hanno praticato 40 ore di formazione sullo storytelling e altre ore di approfondimento con dei consulenti per un totale di azioni in presenza di quasi 150 ore. È quello che siamo riusciti a rappresentare oggi, è la punta di un iceberg del lavoro che i ragazzi hanno fatto e che ha mobilitato le loro competenze. Il progetto è nato l'anno scorso con una delibera della Giunta regionale ed è finalizzato a valorizzare le nuove metodologie didattiche all'interno della scuola. È stata creata una forma di partecipazione dei ragazzi per far sì che loro riescano a essere sempre più vicini alla scuola e all'impresa per riuscire poi sempre meglio a trovare un'occupazione. Quanto è importante che ci sia questa vicinanza, questo ponte, diciamo, con quello che avviene dopo la scuola? Ma è fondamentale perché le imprese ci chiedono sempre di più ragazzi che sappiano fare quello che serve a loro, non che conoscano genericamente cose non puntuali nel nostro contesto. Quindi è fondamentale questo rapporto, che questo rapporto nasca da subito per una conoscenza sia dei ragazzi sia delle imprese di quello che serve fare. Quello che emerge soprattutto è un grande entusiasmo dei ragazzi e un grande entusiasmo dei docenti, quindi veramente un lavoro fatto insieme che cogliendo questa occasione dà dei risultati e dei prodotti che crediamo possano essere assolutamente efficaci poi nella formazione dei ragazzi e anche avere una forte forza di contaminazione tra loro. Sindaco, all'interno di questo progetto Scuola In fa la sua parte l'Istituto Beltrame di Vittorio Veneto. Un'eccellenza di Vittorio Veneto che si fa conoscere, si è fatta conoscere, continua a farsi conoscere anche a livello nazionale per aver vinto davvero tantissimi premi. È una delle eccellenze che a Vittorio Veneto fanno grande la struttura in generale formativa, perché opera in un ambito, quello dell'alberghiero, della ricezione, che sono particolarmente importanti in questo periodo nella nostra città. Perché? Perché i dati turistici continuano a dimostrare di anno in anno, dal 2014 in poi, la crescita sempre a doppia cifra percentuale di arrivi e presenza nella nostra città, quindi ben vengano anche queste iniziative. E ci racconti un po' l'idea che hanno sviluppato gli studenti e i docenti dell'Istituto Beltrame? Hanno immaginato di far rivivere un'antica struttura ricettiva che si trova nel lago di Revine e hanno realizzato il layout di questa struttura anche associandosi e ottenendo, diciamo, la collaborazione dell'Istituto per i Geometri di Pieve di Soligo, perché ovviamente i nostri ragazzi, essendo dell'Istituto Alberghiero, non hanno diciamo, questi talenti e queste capacità che non afferiscono al loro indirizzo, e poi hanno cercato di sviluppare il progetto facendo riferimento a quella che è la sostenibilità e l'economia locale, cercando di lavorare per squadre, separatamente, ciascuno per i propri ambiti, ma per arrivare alla fine a un unico prodotto, cioè la realizzazione di questa speciale struttura di ricettività alberghiera e turistica. Quindi una sorta di simulazione dell'apertura vera e propria di un'azienda. Sì, assolutamente. Hanno fatto un business plan, hanno verificato la sostenibilità anche economica della struttura. Penso che se ci fosse un finanziatore potrebbe sicuramente prendere il loro progetto e realizzarlo così come loro lo hanno scritto.
Questi progetti sono molto importanti perché i nostri ragazzi affronteranno sicuramente il tema della complessità nella loro vita e quindi l'apprendimento attivo credo sia l'unica strategia che possa essere efficace affinché loro mettano a frutto le loro competenze disposizionali e acquisiscano delle nuove metodologie per superare la complessità e la difficoltà, cioè l'agire per problemi è fondamentale e il saperli risolvere è una competenza chiave per il loro futuro. Questo progetto ha raggiunto soprattutto questo obiettivo, cioè quello di dare questa grande opportunità ai ragazzi. Che cosa augura ai ragazzi che alla fine sono i veri protagonisti di questa mattinata? Beh, di continuare a crescere sia nella scuola che fuori dalla scuola e soprattutto di avere la possibilità di trovare uno sbocco lavorativo e in generale di vita secondo quelle che sono le loro capacità, le loro competenze e le loro aspettative.